Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto nel titolo, oggi parleremo di catene magiche e della catena magica. Quindi prima di iniziare il vostro Marietto vi chiede, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale della famosissima, ormai è grandissima Hildegard, e il vostro Marietto Veneziano, e di venirci a trovare anche nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove, lo sapete ormai tutti, il lunedì sera alle 20:30 abbiamo gli incontri di studi di esoterismo, l'entrata chiaramente è gratuita. Poi se vi scappa anche un super like nel canale e anche su Face, sono sempre benvenuti. Bene cari amici, iniziamo subito, che mi sento in formissima per parlare delle catene magiche. Allora, in questi tempi ho fatto un video, se non avete una pillola, se non avete vista, sugli egregori, sui guardiani silenziosi, anche definiti egregori, no? E come vi ho detto, nei vari secoli, nei vari tempi sono stati definiti tutto il contrario di tutto, ma vi ho detto anche che alcuni sfruttano questi egregori per fare catene magiche a loro favore. Però vi voglio dire che anche voi potete crearvi la vostra catena magica personale. Ci sono le catene magiche di gruppo, chiaramente, che ad esempio vengono usate nei vari gruppi misterici o gruppi sui social, o basta che ci sia un gruppo. E ci sono anche però degli egregori naturali che nascono ad esempio in natura, ad esempio gli egregori delle piante, gli egregori non so io, dei terreni, gli egregori di qualsiasi cosa, nascono e vengono alimentati solamente perché esiste la materia. Poi ci sono le egregore chiaramente create dai tifosi di calcio, ad esempio egregori di sportivi che non sanno neanche di creare, ma alimentano con il loro impeto verso la squadra che vuole farla vincere. Poi ci sono le catene, quelle che vengono definite catene magiche, che sono create praticamente da gente che sa realmente come sfruttare queste egregori. Ma ci sono anche le egregori personali. E a che cosa servono le egregori personali? Le egregore personali, cioè le catene personali, praticamente le catene magiche personali, vengono create per, ad esempio, degli scopi specifici. Ad esempio, se uno vuole stare tranquillo mentre dorme, può crearsi una catena magica che però deve essere sempre alimentata. Quindi potete creare una catena magica con ad esempio dei nomi di personaggi famosi che praticamente vi vengono a aiutare, ad esempio se voi dormite e siete sotto attacchi da entità astrali, perché magari qualche volta avete aperto delle porte che non dovevate aprire, potete creare questa catena magica in modo che di notte nessuno vi venga come si dice, a disturbare. E perché si chiama catena magica? Perché in questa catena magica potete mettere più energie, cioè praticamente voi potete mettere dei nomi di persone che sono già vissute o persone contemporanee, che però non è che vengono collegate alle gregore fisicamente o astralmente, ma le loro particelle di energia. Quindi voi potreste, non so, mettere nella vostra catena magica dei nomi di grandi maghi, no? O di grandi persone spirituali, e poi collegarla all'egregore. Chiaramente vi ripeto che la catena magica deve essere sempre alimentata periodicamente, e questo lo spiegherò nelle prossime pillole, però come fare una catena magica. Ma adesso voglio solo spiegarvi che esiste questa possibilità. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se di notte vi arriva qualcuno in astrale che vi vuole fare un barbatrucco, voi potete chiamare con una parola segreta. Di solito le catene magiche vengono come si dice, richiamate con dei sigilli e delle parole segrete. Quindi chiaramente cosa succede? Voi per attivare questa catena magica, se siete in pericolo, ad esempio se create sempre una catena magica per difendervi da attacchi notturni, e con questo nome di questa catena richiamate l'egregore, che praticamente metterà in campo tutte le forze che aveste messo dentro l'egregore per difendervi da questo attacco occulto. Questo è un classico esempio che si usa nella magia per potersi difendere con le egregore, che vengono definite in questo caso qua catene magiche.
catene magiche singole, poi chiaramente ci sono catene magiche di gruppo, di gruppi misterici che possono essere per incominciare a studiare, per far evolvere i propri studenti e quant'altro, oppure ci possono essere catene magiche per la guarigione. Si possono creare delle catene magiche per stare lontano dalla magia e entrare nella catena magica della guarigione, cioè stare lontano dalla malattia come egregora e passare dall'egregore della malattia all'egregore della guarigione. Questo chiaramente le vedremo nelle prossime pillole che il vostro Marietto Veneziano farà. Quindi questa pillola è solo per dire che esistono delle catene magiche singole, no? Che non sono aggressive, che voi potete fare o potete farvi fare da un operatore dell'occulto, no? Su richiesta, chiaramente su pagamento, e se non sapete fare o se non siete in grado, che vi proteggono, no? E vi proteggono ovunque. Le catene possono essere a tempo, cioè potete dare alla vostra egregora un tempo di 1 mese, 2 mesi, 3 mesi e quant'altro. Vi posso fare solamente un esempio che mi raccontava il Dante. Qualche tempo fa il Dante ha fatto un'egregora a forma di donna in una libreria, andava dentro un gruppo esoterico, in una libreria esoterica, ha fatto una donna come egregora per i loro studi, no? E però gli hanno dato il tempo di 3 mesi a questa egregora, no? E cosa è successo? È successo che praticamente quando le persone andavano dentro, non certamente quelli del gruppo misterico che avevano fatto questa egregora, ma altre persone, soprattutto i sensitivi, i veggenti, i medium, vedevano questa egregore sotto forma di donna e dicevano alla commessa: guardi che qui sento la presenza di donna. Questi qui perché? Perché vi racconto questa storia che mi ha detto il Dante? Perché per il semplice fatto di farvi capire che certe persone che hanno queste sensibilità le egregore le percepiscono. Chiaramente questa donna egregore era stata fatta con una catena magica e la cosa ha avuto un riscontro perché questi veggenti poi la vedevano. Bene cari amici, anche oggi il vostro Marietto ha finito. Nelle prossime pillole vi racconterò come iniziare a poter fare una piccola egregora per chi vuole iniziare, oppure se volete fare qualcosa di più professionale potete contattarmi. Grazie cari amici e alla prossima. E mi dimenticavo, iscrivetevi al canale di Hildegard e del Marietto Veneziano e venite a trovarci sui nostri favolosi gruppi di Facebook, dove non per dire ma abbiamo le migliori amicizie di Face. E venite a trovarci anche nei nostri gruppi di Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!